Dottor Lorenzo Maffioli, direttore sanitario della SST Sette Laghi, cosa avete imparato da questa esperienza Covid e in che direzione va l'ospedale per l'autunno? Allora, sono stati mesi tremendi per tutti. Abbiamo avuto tantissimi pazienti ricoverati contemporaneamente, l'ospedale si è dovuto riorganizzare a 360 gradi per offrire tutte le cure necessarie ai nostri pazienti. Quindi abbiamo pensato di rivedere l'organizzazione aziendale dopo un lungo percorso che abbiamo fatto coinvolgendo tutti i clinici della nostra struttura a ogni livello, dai capi dipartimento ai tutti i sanitari, e abbiamo ridefinito appunto una organizzazione nuova che abbiamo proposto alla Regione e che ci auguriamo che la Regione possa approvare nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, per essere pronti in autunno ad avere una struttura più allo stato dell'arte. Professor Luca Cabrini, direttore del Dipartimento di Anestesia e Rianimazione della SST Sette Laghi. Buongiorno, grazie per essere qui. È una bella occasione per dire che siamo contenti di ciò che sta accadendo. Io sono molto contento di poter avere a disposizione ulteriori letti di terapia intensiva, 10 letti di terapia intensiva in più in cui accogliere i pazienti. Sono letti di cui c'era un grande bisogno, perché questo ospedale ha una vocazione per il paziente acuto, raccoglie pazienti acuti dalla Valtellina fino al Bresciano, fino al Basso Pavese. Abbiamo dato una grossa mano nei 16 mesi scorsi, contiamo di darla anche in futuro. Avevamo bisogno di questa struttura, ci chiedeva di averla la Regione, ci chiedeva di averla il piano di rilancio nazionale. Ce l'abbiamo con dei medici e degli infermieri fantastici, io sono molto contento. Professor Francesco Dentali, direttore del Dipartimento di Medicina Interna della SST Sette Laghi. Sì, buongiorno. La riforma che noi andremo a fare va nella direzione del paziente. In questi mesi col Covid abbiamo imparato molto, abbiamo imparato che è necessario che ci sia una gestione comune che va dalla presa in carico in pronto soccorso fino al ricovero, fino poi per alcuni pazienti alla terapia intensiva. È una riforma che semplifica la gestione dei nostri malati e va verso una miglior gestione degli stessi, adeguando l'intensità di cura ai bisogni dei pazienti.